Tragedia sul lavoro nel pomeriggio a Padova, 70enne operaio di Santa Maria di Sala travolto e schiacciato da un pesante portone durante un trasloco. Stop a cessione del credito e sconto in fattura, il durissimo attacco dell'Associazione Veneta dei Costruttori dopo la decisione del governo sul superbonus, il ministro Giorgetti nel mirino. La decisione del governo di impugnare la legge di stabilità del Veneto sorprende la regione. Zaia annuncia ricorso alla consulta nel mirino, un articolo che di fatto anticipava una sorta di autonomia tributaria, a bocciarlo proprio il ministro Calderoli. Truffa delle criptovalute, i primi sequestri della Guardia di Finanza di Treviso portano alla luce i veri investimenti di 5 degli indagati nella maxi inchiesta. Angelo era una persona buona, sempre disponibile. Ricordo di uno degli amici del 60enne residente a Martellago all'indomani del ritrovamento del corpo tra le macerie in Turchia, attesa per il rientro della salma. 4 milioni di euro al Superenalotto, la cifra vinta. A Villafranca Padovana, mistero sul vincitore che ha però telefonato al titolare della tabaccheria per ringraziarlo. Non piace ai produttori e ristoratori l'idea dell'etichetta con il consiglio del consumo massimo di 2 bicchieri di vino, ideata dall'imprenditore vinicolo Bottega. Ottimo marketing, dicono, ma fa male alle aziende. Si è spento questa mattina a Roma all'età di 90 anni il grande regista teatrale Maurizio Scaparro, colui che reinventò il Carnevale di Venezia tra il 79 e l'82, poi dal 2006 al 2009 è stato anche direttore artistico del Teatro Olimpico di Vicenza. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito, in primo piano la cronaca con un altro incidente mortale sul lavoro, tragedia questo pomeriggio a Padova, dove un operaio di una ditta di traslochi è morto dopo essere stato colpito da un portone di legno. Stava ultimando un trasloco in questo palazzo quando all'improvviso il grosso portone di legno e ferro gli è caduto addosso, schiacciandolo. Un operaio di una ditta di traslochi è morto oggi pomeriggio alle 14:30 mentre stava trasportando un divano all'interno di un condominio di Corso del Popolo a Padova. La vittima è Diego Luison, 70 anni, originario di Santa Maria di Sala nel Veneziano, ex titolare della ditta Luison Traslochi che ha sede in città, in zona Chiesa-Nuova. L'incidente mortale sul lavoro sotto gli occhi di alcuni colleghi, tra di loro anche l'attuale proprietario della ditta che lo stava aiutando nelle ultime operazioni. Per far passare il divano, il portone era stato aperto anche dal lato fisso. All'improvviso i cardini si sono spezzati e la pesante anta di legno si è abbattuta a terra colpendo l'uomo alla testa. Nonostante i soccorsi immediati del 118, per il 70enne non c'è stato nulla da fare, è morto per i gravi traumi riportati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Padova, i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici dello Spisal per i rilievi. Il palazzo in cui è avvenuto l'incidente sul lavoro si affaccia sulle rotaie del tram e quindi le corse sono state interrotte per oltre un'ora per consentire i rilievi. E dunque l'ennesimo incidente mortale sul lavoro avvenuto a Padova e nel Veneto. A commentare il dato crescente delle morti bianche il segretario generale della CGIL Landini, che proprio oggi era nella città euganea. Noi da tempo stiamo chiedendo di introdurre una patente a punti, che vuol dire che le imprese che non rispettano le norme, che non rispettano la sicurezza, non debbono nemmeno essere ammesse alle gare di appalto dove si lavora di opere pubbliche in questa direzione. E poi c'è da fare degli investimenti sulla prevenzione, perché per evitare di morire, di infortunarsi, non devo discutere come intervengo dopo che è avvenuto. Ho il problema di come metto nella condizione le aziende e i lavoratori che nessuno debba trovarsi nella condizione di morire lavorando. A Padova per il congresso nazionale della FIOM il segretario generale della CGIL Maurizio Landini affronta il tema delle morti sul lavoro nelle stesse ore in cui in città un operaio perdeva la vita schiacciato da un grosso portone. La media delle morti bianche non si abbassa da molti anni e il nostro paese è in ritardo, dice Landini. Per contenere questo grosso problema bisogna anche intervenire sulla precarietà che spesso è causa indiretta di molti incidenti mortali. Duro l'attacco di Landini al governo in tema di lavoro.
loro non discutono con nessuno, ha detto, commentando poi la notizia della sospensione dei crediti al superbonus. Credo che sia una decisione sbagliata e credo che sia il solito metodo che questo governo sta utilizzando di non discutere, di non parlare mai con i soggetti interessati, in questo caso sia le imprese ma anche i lavoratori, quindi anche i sindacati che sono coinvolti. Questo è un metodo sbagliato che non va bene e che porterà, io credo, dei danni se continuano a muoversi in questa direzione, al Paese intendo. Il sindacato non è di opposizione o di governo, ma un soggetto autonomo che giudica gli esecutivi per il loro operato e al momento il giudizio sul governo Meloni è negativo, ha continuato Landini, che da Padova attacca duramente anche l'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata oggi vuol dire semplicemente lasciare le diseguaglianze come sono, anzi aumentarle. E questo non fa bene a nessuno, neanche a quei territori che pensano di essere più avanzati. Se uno pensa davvero che di fronte a quello che sta succedendo nel mondo uno si risolve i problemi con l'autonomia della sua regione, della sua provincia o del suo comune, se lo pensa davvero, io penso che dobbiamo aiutarlo. Dobbiamo aiutarlo se la pensa davvero, perché non sta bene. Si stanno decapitando le nostre imprese, quella del governo è una decisione scellerata, le conseguenze sono drammatiche, così il presidente di ANCE Veneto dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto legge sul bonus 110%. Stiamo uccidendo coloro che hanno creato ricchezza, che hanno creato PIL, che producono e producevano in maniera onesta. Giorgetti però capisco che sia un fedele soldatino di Draghi e che abbia ordinato Draghi e che Giorgetti stia ubbidendo e che quindi il boia stia decapitando le nostre imprese sul nostro territorio. E non sta decapitando solo le nostre imprese, ma sta decapitando un'economia nazionale che era importante. Un attacco frontale, diretto, quello del numero 1 dell'ANCE regionale Paolo Ghiotti al governo, dopo il via libera in Consiglio dei Ministri del decreto legge sul superbonus 110%, che di fatto blocca lo sconto in fattura e la cessione dei crediti sui bonus fiscali, inserendo il divieto di acquisto per gli enti locali dei crediti già in circolazione. Il ministro Giorgetti in conferenza stampa aveva illustrato il provvedimento parlando di una misura necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata. Io credo che scellerata non sia la politica del 110, ma scellerata sia la scelta che è stata presa, anche perché penso che non conoscano quali sono le conseguenze di questa manovra. Nella nostra regione il provvedimento interessa oltre 6 miliardi di investimenti, 5.000 imprese in difficoltà, 500 milioni di euro bloccati, 9.000 posti di lavoro a rischio. Viene da piangere pensando a quelle che saranno le conseguenze. Continuo a ricevere telefonate di colleghi disperati che mi chiedono cosa possono fare. Aggiunge Ghiotti che non c'è il malumore di un intero settore pronto ad azioni forti. Una mobilitazione di piazza che potrebbe partire proprio dal Veneto, seconda regione in Italia per interventi realizzati proprio grazie al superbonus. Siamo con l'acqua alla gola, cosa possiamo fare? Io non dico di andare avanti al governo con le ruspe, certo è che questa moria creerà veramente una grossa difficoltà. Ci faremo sentire, ma penso che a questo punto le sole parole non bastino, perché ne abbiamo fatte tante e tante sono state le promesse. La decisione del governo di impugnare la legge di stabilità del Veneto sorprende la regione. Zaia annuncia ricorso alla Corte Costituzionale, nel mirino un articolo che di fatto anticipava una sorta di autonomia tributaria, a bloccarlo proprio il ministro Calderoli. Sorpreso sì, perché insomma speravamo che la nostra norma fosse compresa e andasse verso quell'idea di un Veneto che attraverso l'autonomia che speriamo di avere nel corso dei prossimi mesi e anni avesse un'anticipazione con quella che riteniamo oggi una norma intelligente che vuole far sì che le risorse che vengono recuperate nel Veneto rimangano nel Veneto. L'assessore regionale al bilancio lo dice chiaramente, era un anticipo di autonomia, ma per il governo evidentemente troppo in anticipo visto che l'autonomia ancora non c'è. Per il PD invece è semplicemente qualcosa di illegittimo. Non si tratta di scorciatoie autonomistiche, ma proprio di attribuzione di risorse che non poteva avere. Dimostra che il Veneto deve fare molti compiti a casa e non abbiamo a che fare come i primi della classe, come dice spesso Zaia.
Il governo dice stop, il PD attacca e Zaia e le regioni annunciano ricorso alla Corte Costituzionale. Le prime reazioni di una decisione che fa discutere. Fuoco amico o paradosso, la definizione si applica a entrambi. Perché che sia stato proprio il ministro alla guida del percorso per l'autonomia, Roberto Calderoli, a proporre di impugnare la legge di stabilità del Veneto è un caso che diventa anche politico. Nel mirino c'è l'articolo 10 della legge, disposizioni tributarie per disporre che l'attività di recupero relativo ai tributi regionali, l'IRAP ma anche la quota nazionale dell'addizionale IRPEF, dovrebbe rientrare nelle casse regionali. Insomma, chi si è messo in regola pagando il dovuto all'Agenzia delle Entrate deve versare quei soldi al Veneto, non a Roma. Cifre pesanti dai 20 ai 30 milioni all'anno, ma per il governo è una soluzione anticostituzionale. Credo che sia ormai compreso da tutti che qualsiasi intervento che va a toccare le casse dello Stato centrale da parte dello Stato centrale vede riottosità. Questa è una norma nuova che il Veneto ha studiato, che ha proposto, di cui ne siamo convinti. Lo stesso Zaia annuncia in una nota che si confronterà con il governo sull'impugnativa ed è pronto ad arrivare fino alla consulta. La storia delle impugnative, dice Zaia, ci insegna che a volte si perde ma spesso si ha ragione. Non possiamo permetterci di rinunciare a priori a proporre provvedimenti innovativi dalla forte connotazione regionale. Farebbe bene Zaia a non perseverare nell'errore, a non ricorrere alla consulta e invece raddrizzare queste storture contenute nelle leggi di bilancio della regione. Solo così si fanno gli interessi dei veneti, perché in altro modo si rischia solamente di pesare sulle tasche dei contribuenti e di non fare gli interessi della nostra regione. Ed ora invece parliamo della truffa delle criptovalute. I primi sequestri della Guardia di Finanza di Treviso portano alla luce i veri investimenti di 5 degli indagati nella maxi inchiesta. Porsche, Mercedes, Audi, vitigni pregiati, immobili, pacchi di soldi nascosti in casa. Ecco dove finiva buona parte degli investimenti dei clienti, mentre le vittime fiduciose aspettavano invano di veder realizzate le promesse. Il nuovo capitolo dell'inchiesta sulle criptovalute e la società NFT, la maxi truffa da 260 milioni di euro, ha visto in campo la Guardia di Finanza di Treviso che ha sequestrato beni mobili e immobili per 2 milioni di euro. Prima tranche di sequestri che non riguarda i due principali responsabili, Christian Visentin ed Emanuele Giullini, ancora a Dubai per rispondere delle accuse anche nell'Emirato, ma altri 5 indagati che hanno investito ruoli di direzione operativa nell'ambito della società o che hanno svolto attività di mediazione tra la NFT e la clientela. Un'associazione a delinquere, secondo la Procura di Treviso, che indaga anche in tal senso. Soddisfatti per questi primi sequestri illegali dei clienti truffati. Siamo certi che ne seguiranno di ulteriori, perché le persone che a vario titolo sono responsabili dei danni subiti dagli investitori sono davvero molte. Il blitz delle Fiamme Gialle ha portato alla scoperta di ingenti somme di denaro nelle case dei responsabili e portato alla luce i loro veri investimenti. Uno degli indagati ha distratto 800.000 euro per acquistare 10 auto di lusso, tra cui una Audi Q8, una Mercedes GLE e una Porsche Cabriolet. Un altro indagato, a capo di un'azienda vitivinicola, ha usato fondi provenienti dalla società per acquistare immobili e terreni da adibire alla coltivazione di vitigni pregiati. In questo caso il sequestro ha colpito non solo i beni immobili, un valore di oltre 230.000 euro, ma anche disponibilità finanziarie per quasi 600.000 euro, che dovevano essere a breve utilizzate per perfezionare ulteriori compravendite immobiliari. Non è finita. Lo scorso mese sono stati sequestrati 8 orologi di lusso da 350.000 euro che uno dei principali indagati aveva acquistato con il denaro degli investitori e che stava tentando di rimpatriare dalla Svizzera per rivenderli senza però riuscirci, essendo stato fermato dai finanzieri a Ponte Chiasso. Tutte queste persone hanno commesso dei gravi reati e dovranno risarcire fino all'ultimo centesimo gli investitori. Questo gli investitori lo hanno capito e in maniera diligente ci stanno trasmettendo importanti informazioni che noi a nostra volta veicoliamo all'autorità giudiziaria. Per essere risarciti però è fondamentale procedere in tempi brevissimi al deposito dell'atto di denuncia querela. Chi non querela infatti con la recente riforma Cartabia non ha alcuna chance di essere risarcito. In attesa del rientro della salma di Angelo Zen, il 60enne di Maerne che ha perso la vita in Turchia, le due comunità coinvolte si stringono intorno alla famiglia. Angelo era essenzialmente un buono di natura, sempre disponibile, sempre attento agli amici, sempre pronto
a fare qualunque cosa per la compagnia. Infatti il nostro sci club è ancora tutt'oggi una famiglia allargata. Noi per il passato facevamo attività anche di scuola sci a Biancoia, facevamo attività ad Alleghe e poi da un certo momento in poi, diventando tutti più vecchi, abbiamo cercato di trattenere l'amicizia che è rimasta dall'inizio sempre fondamentale per tutti. Così un amico di vecchia data ricorda Angelo Zen all'indomani del suo ritrovamento tra le macerie in Turchia, dove il 60enne Dima Erne, tecnico industriale specializzato in macchinari per l'oreficeria, si era recato per lavoro. I due avevano sciato insieme proprio qualche giorno prima della partenza di Zen, con la promessa di ritrovarsi a breve, ma quella sciata non potranno più farla. La moglie, residente a Maerne, dove viveva con Angelo, resta chiusa nel silenzio di queste settimane e davanti all'abitazione sono comparse nuovamente le transenne. Una speranza che è durata 10 giorni, però è sempre stata viva. Basta vedere tutti i servizi del telegiornale dove trovavano persone ancora vive dopo 200 ore. La speranza era di trovare anche Angelo, purtroppo non è stato così. Zen è stato individuato da un'unità cinofila del soccorso alpino della Guardia di Finanza italiana. Erano stati inviati dal Ministero degli Esteri a supporto della Protezione Civile. Da lunedì i finanzieri scavavano tra i resti dell'hotel fino al ritrovamento. Ancora sconosciuta la data in cui la salma rientrerà in Italia, così come il luogo dei funerali. Stiamo attendendo anche noi notizie, speriamo che arrivino il prima possibile, anche per dare una giusta sepoltura al nostro Angelo. Il parroco, che aveva organizzato una veglia di speranza, ha fatto sapere che concelebrerà la funzione anche se dovesse svolgersi nel Vicentino. Si passa a un altro livello di continuare a pregare la vicinanza, la solidarietà e una riflessione che ci apre sempre sull'esistenza, la nostra realtà di vita. Poi oltre le parole che a volte escono dal nostro cuore, dalla nostra sensibilità, e certamente di grande conforto e di grande speranza, anche il silenzio dice molto, la presenza è più importante. L'addio al piccolo Edward è morto sabato scorso in un incidente stradale a Spresiano e lo hanno salutato in 500. Seguono con lo sguardo quei palloncini rossi, papà Moreno e mamma Nicole, mentre sul sagrato della chiesa di Spresiano ci sono solo silenzio e lacrime. È passato meno di una settimana da quando Edward, 4 anni appena, è morto poco distante a Visnadello. Si trovava in auto con la madre di ritorno dal pronto soccorso dopo una notte in bianco a causa di una bronchite. A essere fatale forse un colpo di sonno della donna vinta dalla stanchezza. Tutti i dettagli che passano in secondo piano nel giorno dell'addio. Oltre 500 le persone che hanno abbracciato Nicole e Moreno Bressaglia, a loro volta stretti in una consolazione profonda e reciproca. Accanto ai genitori, tra gli altri, i sindaci di Spresiano, Roncade e Treviso, dove Moreno Bressaglia ha in gestione un bar in piazza Burchiellati. Il ricordo più diretto è affidato a Daniela, madre dei fratelli maggiori di Edward, Evelyn e Gabriel. Sai già che ci mancherà tutto di te, il suono delle tue risate, le parole ibride date da 2 lingue, la tua perenne vivacità. Ci hai tolto il fiato, respiravamo per te, respiravamo con te. Amore è la parola più ricorrente, anche se davanti alla piccola bara bianca gli interrogativi sono tanti. L'invito di Don Giuseppe è di guardare il tempo vissuto assieme, per quanto breve. Ricordate la mia breve esistenza, la gioia che ho suscitato nei miei cari, nei miei genitori, nei miei familiari, nei miei nonni. Ero una pura espressione di amore. Un amore che ha unito più famiglie, un sorriso, quello di Edward, che andrà oltre. I tuoi fratelli, Gabriel ed Evelyn, vogliono ricordarti che saranno i tuoi supereroi. Cammineremo insieme, sempre accanto a te, sempre vicino a te. Supereroi, solo io e te.
due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ed ora ci fermiamo, c'è qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio. Non piace ai produttori e ristoratori l'idea dell'etichetta con il consiglio del consumo massimo di 2 bicchieri di vino, ideata dall'imprenditore vinicolo Bottega. Ottimo marketing, dicono, ma fa male alle aziende. La considero anche un'immagine più che altro per l'azienda. Un'ottima operazione commerciale, e questo è il commento prevalente nel mondo del vino all'iniziativa di Sandro Bottega dei 2 bicchieri al giorno come dose consigliata. Un'operazione commerciale che però non fa bene al settore proprio per il concetto di dose massima che di fatto strizza l'occhio all'Europa e alle etichette che equiparano il vino alle sigarette. A dire ne bevi 2 bicchieri perché altrimenti fa male, è come dire effettivamente il vino fa male, però non è così. Nella mia dieta mediterranea c'è sempre stato il vino, non c'è mai stato 1, 2, 3 bicchieri, è sempre il bere consapevole, moderatamente. Poi persone di una certa stazza ne possono bere 3-4 bicchieri, ma gente un po' più mingherlina, un paio di bicchieri vanno bene, ma non dire 1, 2, 3, ecco, questo no. E se l'obiettivo era quello di responsabilizzare soprattutto i giovani, il messaggio a Sandro Bottega è chiaro: non bisogna confondere il vino con i superalcolici. Sappiamo che l'alcol non fa bene, soprattutto per i giovani, dico che tante volte si identifica l'alcol sempre con il vino, invece secondo me i giovani bevono tantissimi superalcolici, il vino fa bene, soprattutto se rosso, perché contiene antiossidanti, polifenoli che fanno bene, prevengono infarti e quindi è quasi curativo. Berne 2 bicchieri al giorno, 3 bicchieri al giorno, questo non ha importanza, è un bere consapevole e moderato, possono essere utili anche 4 bicchieri al giorno di vino. Tesi confermata anche dal mondo della ristorazione. Non so se 2 bicchieri al giorno siano la dose giusta, però è bello sensibilizzare la gente su questo. E se fosse stata veramente un'operazione di sensibilizzazione, conclude il mondo del vino, sull'etichetta Bottega avrebbe dovuto consigliare ben altro. Il vino non si beve perché hai voglia di bere per dissetarti, lo bevi per degustare. Questo è il vino, lo bevi mangiando, apprezzandolo e abbinandolo a un cibo che comunque si abbina a quella tipologia di vino. Questo è il vino va bevuto apprezzandolo. Bevi consapevoli, cerca di bere dei vini, soprattutto io sono un fautore del vino rosso, bevi autoctono, bevi raboso che contiene tantissimo resveratrolo e fa bene, previene gli infarti. 4 milioni di euro al Super Enalotto è la cifra vinta in una ricevitoria di Villafranca Padovana, mistero sul vincitore che ha però telefonato al titolare della tabaccheria. Non lo conosco, solo che ho ricevuto una telefonata con la quale mi ha ringraziato di quello che è successo. Mi fa molto piacere, anche a me ho detto sicuramente, e mi fa molto piacere che l'abbia fatto. Beh, una persona, un maschio? Maschio sicuramente, poi non so dire di più perché è al telefono, per cui non lo posso sapere. Ieri mattina c'è stata parecchia gente, tra ieri mattina e pomeriggio, che ha giocato qui, per cui non lo so. È felice ed emozionato Carlo Tessari, che con la moglie Sabina gestisce questa tabaccheria e ricevitoria a Villafranca Padovana. Non ha idea di chi sia il fortunato, il signor Carlo, che non sa neppure esattamente quando ha venduto la schedina da 4 milioni di euro. Penso tra ieri mattina e pomeriggio, massimo mercoledì mattina, il giorno prima. Uno di questi 2 giorni qua. Increduli e felici clienti della tabaccheria. Già da ieri sera qualcuno mi aveva mandato un messaggio sul telefono che non avevo neanche visto, poi ho visto tutto stamattina e da là in poi è stato così, insomma. Si sente un po' fortunato anche lei? Sicuramente. Mi fa piacere che sia successo. 4 milioni di euro ti cambiano la vita, cosa ne pensa? Certo, sì, sono tanti. E lei invece ha mai vinto qualcosa? L'unica volta che ho vinto una volta 1000 euro, ma li ho già rimangiati. Ascolta, che cosa ne pensa comunque del gioco? Bisogna fare attenzione però che non diventi una cosa patologica. Bisogna stare attenti con i soldi perché naturalmente sappiamo che è sempre più difficile arrivare alla fine mese. Ha promesso al telefono di farsi vivo il vincitore e Carlo e Sabina lo aspettano. Chissà che sia andato in mano a qualcuno che ne ha bisogno. Ecco, e questo è quello che mi auguro.
Si è spento questa mattina a Roma all'età di 90 anni il grande regista teatrale Maurizio Scaparro, colui che reinventò il Carnevale di Venezia tra il 1979 e l'82 e poi dal 2006 al 2009. È stato anche direttore artistico del Teatro Olimpico di Vicenza, ricordo del governatore del Veneto Zaia e della Biennale di Venezia. È stato un mix vincente tra un inguaribile visionario e un grandissimo organizzatore. Il mondo della cultura italiana ricorda oggi con profonda commozione e gratitudine il maestro Maurizio Scaparro, scomparso all'età di 90 anni. Tra i maestri della regia del secondo Novecento, direttore artistico della Biennale Teatro di Venezia tra il 1979 e l'82 e successivamente dal 2006 al 2009, colui che fece rinascere il Carnevale tra Cali e Campielli. Così aveva parlato il maestro durante una delle sue ultime apparizioni pubbliche a Venezia nel 2010. Noi qui celebriamo la creatività italiana, celebriamo la fantasia italiana, la voglia disperata di riunire due parole che non si riuniscono mai, che è rischio e libertà, senza le quali la creazione non esiste. Legato al Veneto anche per aver ricoperto il ruolo di direttore artistico del Teatro Olimpico di Vicenza, proprio lo scorso anno a febbraio la Biennale gli aveva dedicato una mostra per celebrare i 90 anni del maestro, un omaggio con una mostra dal titolo quasi profetico, Il Carnevale, Squarcio la nebbia. Il cordoglio oggi del governatore del Veneto Luca Zaia e del presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, con il direttore generale e con il consiglio di amministrazione. La Camera Ardente sarà allestita al Teatro Argentina a Roma. Carnevale di Treviso e martedì grasso, appuntamento da non perdere martedì 21 su Antenna 3, subito dopo la nostra prima edizione. Infatti dalle 14:30 vi racconteremo la grande e tradizionale sfilata dei carri mascherati lungo le vie della città, un evento che torna a Treviso dopo 4 anni. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Continua la presenza costante dell'anticiclone anche in questo weekend. Clima mite, ma la stabilità favorisce l'accumulo di smog e peggiora la siccità. Sul Veneto la grafica di sabato 18 febbraio ci mostra un cielo grigio e nebbioso. Non sarà così soltanto la mattina, ma un po' per tutto l'arco della giornata, specie in pianura e nei fondovalle. Attenzione a foschie anche fitte. Temperature stazionarie o in locale aumento, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece tra gli 8 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto con foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde. Non si escludono locali piovigine, specie verso est, schiarite soleggiate invece sulle Alpi e in quota. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà decisamente più soleggiato, con nuvolosità alta e locale presenza di foschie, ma nelle ore più fredde. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 13-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.